Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Buongiorno coach, oggi parliamo della partita di domenica che ci vede impegnati a Brescia. Dopo di questo shock che abbiamo avuto contro Bologna era una sorpresa grandissima giocare pallacanestro in questa maniera, non perdere contro Bologna, perché contro Bologna può perdere ogni squadra in Europa, però quando abbiamo visto il film era anche peggio che ha avuto immagine di prima, dunque era un shock per me, per giocatori. Tutta la settimana abbiamo lavorato per risolvere questi problemi, per giocare esattamente che noi possiamo giocare e preparare questa partita contro Brescia. Dunque, come sempre, preparati. Brescia, coach, che avversario è? Brescia è da primo giorno una squadra che lotta per primo posto. Noi abbiamo occupato questo alcun parte di stagione, però adesso ogni partita si gioca per qualche cosa, dunque tutte le 4 ci sono decisive per loro, per noi, una squadra completa. Per me chiave di successo di questa squadra questo anno c'è un roster molto molto profondo, dunque squadra che soprattutto offensivi i numeri sono molto alti, si gioca di là, loro vogliono vincere per primo posto, noi vogliamo vincere per nostri motivi, dunque aspetto una partita dura e buona. Coach, dopo una sconfitta avete sempre comunque reagito bene. Scusa. Dopo una sconfitta avete sempre reagito molto bene durante la stagione. È uno dei punti di forza di questa squadra, saper reagire ai momenti di difficoltà. E come debole essere inconsistente, buona parte era reagire, vediamo. Una forza di Brescia può essere anche il fatto che hanno cambiato poco, inserendo soltanto 3 giocatori rispetto alla passata stagione. Brescia ha una continuità, unica squadra dentro di queste 4 squadre che non è giocato Europa, è aiutato tanto per salvare giocatori e giocare esattamente che cosa vogliono tutta la stagione. Complimenti a loro, sono veramente forti e come ho detto prima molto profondi, però noi conosciamo molto bene come loro la nostra squadra. Cosa avete individuato principalmente dal video che avete visto con Bologna? No, abbiamo... Cioè, cos'è la cosa proprio che No, secondo me il nostro attacco è iniziato tutti i problemi. Quando lo vedi 90 punti 89, tanti ci sono di rimbalzi offensivi e tanti ci sono di palle perse. Se ti uno pressiona tu devi fare più per aprire e organizzare il gioco. Noi non abbiamo fatto niente, siamo stati tutti fuori come giocare pallamano, no pallacanestro, dunque un equilibrio che è una regola principale in mia filosofia, è essere un balance dentro fuori, che abbiamo dimostrato tante volte, però noi con il nostro attacco abbiamo provocato tanti disbalance dove loro hanno fatto canestri facili senza nostra possibilità per difendere. Se tu vedi i nostri numeri questa stagione, noi siamo squadra numero 1 in Italia per difendere linea dei 3 punti e numero 1 con Milano per difendere 2 punti, dunque noi giochiamo pace, però siamo molto bravi per difendere, e questo che dico, difendere percentuaggi di altre squadre contro noi sono migliori insieme con Milano, però anche noi giochiamo più con pace, più possessioni, ti dice che abbiamo una capacità per fare questo, anche dopo di 3 partite seguite dove squadra riceve 90 punti, 92 Cremona, 90 Napoli, 90 e 89 contro Bologna. Con questi numeri
siamo lì al primo posto. Dunque noi questa stagione abbiamo dimostrato tantissime cose, però questa inconsistenza, questo... Anche perché anche Brescia, squadra come Bologna, molto forte anche fisicamente, loro sono molto... Cioè, anche loro ho visto anche la loro partita contro Bologna, era lo stesso. Appunto, quindi potrebbe essere una partita sulla falsariga di Bologna. Che cosa sono imparato qua in Italia, anche di prima, però può più essere qua, ogni partita è una completamente storia nuova, non c'è niente collegato con prima. Immaginati che va Bologna e perde facile contro Pesaro, a Pistoia a casa. Sì. Una squadra un potente enorme, però perdi a Pistoia a casa, i scavolini, merito a loro, non c'è problema, però se chiede qualche cosa più di Bologna che loro due. Dunque non puoi fare né una logica né una matematica, e lo sappiamo questo. Senta coach, se ce lo vuoi dire, la squadra è confermata come settimana scorsa tutti al completo? Tutti completo, tutto peggio. Scusami, noi quando abbiamo un problema noi siamo scherzi, non è vero. Ogni allenatore vuole sua squadra completa, non mi piace i giocatori infortunati, anche per motivi di allenamento, non solo partita, perché allenamento è un livello completamente diverso quando tutti i giocatori sono di là.